Bene raga, ciao a tutti, il comando della Veneziana, riprendiamo con la season su PS6 rimasterizzato Master League. Allora, qua vendiamo Santana per 23 milioni, servono soldi perché voglio migliorare la season. Doprado e Lupatelli. Importa che abbiamo Lobont e Frey. Sì, qua bisogna fare soldi. Dobbiamo fare grano, raga, bisogna fare grano. Lupatelli. Ok. Perfetto. E basta. Abbiamo una buona squadra, ma l'obiettivo Champions è duro, eh. L'obiettivo Champions è duro, qua dobbiamo fare una cosa, però. Impostazioni budget. In tutto ingaggi. No, vediamo come siamo messi con i soldi. Abbiamo 38 milioni, 17 di ingaggi. Proviamo trasferimenti. Ok, vediamo se va bene così. Andiamo a fare il contrario del solito. Adesso andiamo contro la Lazio. Siamo a Fiorentina-Lazio, raga. Fiorentina-Lazio. Siamo contro Lazio di Verpakovskis. Schema di gioco, schema di gioco. Come siamo messi Garettone in forma. Edinson, Cavani alla grande. Però è ancora un giocatore, insomma. Non possiamo fare. Verone è stanco, però. Sebastiano, mettiamo un Montolivo. Ok. Io farei così, però. Proprio è stanco anche Mutro un po'. Santana che se abbiamo venduto può dir la sua, poi vediamo che comprare. Qua abbiamo. Dove andare, ragazzi? È una Lazio comunque che è una buona squadra, attenzione. Fiorentina-Lazio. Il big match. Adesso dobbiamo cominciare a fare punti, ragazzi. Se vogliamo entrare nell'Europa che conta, dobbiamo far risultati. Vai. Ricordiamo che su questa mod purtroppo non ci sono tanti stadi, non posso aggiungere. L'unica pecca di questa bellissima mod 2006-2007 completa poi tutte le squadre, quindi puoi fare la master. Ecco. Osso. Vai Van Bommel. Montolivo. Mohamed Zidane, giocatore che non sta giocando male fino a questo momento. Angelo Piruzzi come sui PES senza licenza. Angelo Piruzzi. Croldrup. Santana. Santana per Lucchetta. Vai Lucchetta, bravissimo Riccardo. Riccardo Montolivo. Fuori di niente. Fuori di niente per l'asso della Fiorentina. Vai raga, vai raga. Jorgensen. Bravo Jorgensen per Zidane, però un po' lunga. La Lazio non deve affrontare soltanto degli avversari agguerriti, ma anche un calendario particolarmente fitto negli ultimi giorni. Ma basta. Bravo Garettone. Mi piace dei bei giovani, raga. Garettone è un uomo un giocatore delle belle speranze. Zidane. Zidane vede Lucchetta, incredibile. La movita. Recupera Angelo Peruzzi. A fine carriera ormai. Tyson. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Bravissimo Mark. Yufelusi. Tony per Montolivo. Montolivo vede Zidane, giocatore un po' fuori ruolo, nel senso che non è proprio il suo ruolo principale questo, però in questo momento questo passa per il convento. Perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Montolivo. Allontana il pallone. Dai raga, dai raga. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Questa stagione 2006-2007. Jorgensen al volo, gol! Incredibile Jorgensen! Con deviazione, ma Martin Jorgensen porta in vantaggio la Viola. Grandissimo gol, Lippi festeggia, bellissimo sto gol. Di prima, tac, ed è gol. Grande Viola, dai. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita.
Dai che è roba nostra, è roba nostra. Iniziativa Marchetto promettente, Van gli Bommel. avversari hanno fatto buona guardia. Jorgensen, no. Palla in avanti verso il compagno. Lancio lungo del portiere. Buono. Luca Toni. Luca Toni! Fuori, bisillabo di infelicità. Conclusione sul fondo. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Comunque grandissimo gol di Jorgensen. Bisogna vincere oggi, bisogna vincere. Astori fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Mauri. Oh, c'ho Rocchi. Sulla palla Rocchi. filtrante. Può tentare la conclusione. Mamma mia. Non me lo ricordo, questo è il lituano. Manca lo specchio della porta. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Io non capisco perché non si possa raggiungere lo stadio. Adesso li proverò anche. Però l'è strano. Vediamo se oggi riuscirà a ottenere una vittoria. Andiamo da un pareggio col Siena nel Derby. Oh, qua Dainelli fa uno stop degno del peggiore Stupinian. Che deve essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Zidane, Mohamed, Ecco Luca bellissimo per Santana. Fuori di parecchio, dai, da là però. Quella devi centrare almeno la porta. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Combatteremo fino alla morte per vincere sta partita. hanno ottenuto un fallo laterale. Dai ragazzi, su. Scatta verso il pallone. Occhio, bravi. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Santana deve cambiare la musica, però ha fatto un errore Santana, porca miseria. Bravo Montolivo. Montolivo In velocità. per Zidane. Toni, 1-2 micidiale. Però recupera, bravissimo Riccardino. Dopo la perde Fuffolo. Perché Montolivo è un po' Riccardino Fuffolo. 33esimo, 1-0 per la Viola. Gol di Jorgensen, bellissimo il vortice di Santana. Sbaglia qua la Lazio. Toni. Non ci credo. La difesa può tirare un sospiro di Non sollievo. possiamo ciavarsi tutti sti gol però. Contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Croldru. Fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Garettone bel, Garettone. Qui ricordiamo anche la precedente Bravo Garettone. germanica. L'avversario ha avuto la meglio. Bravo, Montolivo. Montolivo. La Lazio pressa, ma alla fine stanno giocando un calcio arioso. Toni è distrutto, porca miseria. Santana, ti prego, Santana. Ci stiamo mangiando gol a raffica. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione. Jorgensen, siamo tutti stanchi però. Come? Attenzione di Toni. Luca! Toni! 2-0 di testa. Bravo Toni. Battuto benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Ce lo godiamo sto gol. Toni, dobbiamo notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. Questo è proprio il classico gol di Lucchetta Toni. Ok. Guardatelo, guardatelo che stacco. Stupendo. 2-0 Fiorentina che sta dominando oggi. Una direzione precisa dopo il secondo gol. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono Però la squadra è permettersi di veramente controllarla. stanca. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Gioca una palla lunga. Occhio. No, ma non è mai fallo. Ma non è mai fallo. Fallo abbastanza inaccettabile a mio modesto parere. Bravo. Di nuovo lunga. Uh! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Sebastiano. Prova a verticalizzare.
Ocio, Seb. Mamma mia, quella rischiata, Rischio abbastanza pesante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Finisce il primo tempo 2-0, una Fiorentina dominante per il momento. Zidane l'ho visto molto stanco, entra il pazzo Pazzini. Trovano una posizione invidiabile grazie a una prova di forza. Anche un Falusi è stanco, mettiamo il gambero. In campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare. Dai raga che andiamo. Seconda frazione. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Soltanto pochi palloni giocati. Giampaolo Pazzini, ale. Giampa Pazzale, ale. Fallo. Occhio Tommaso Rocchi. Mi ricordo contro River Rocchi 1, Rocchi 2, Rocchi 3, Rocchi 4. Cioè la quadripletta o tripletta di Rocchi. Occhio Rocchi, gran giocatore Tommasino. Giocatore delle mie zone. Troppi giocatori in area. Il Non c'era pazzo. abbastanza spazio per tirare. Peccato, non era facile il passaggio, ma neanche impossibile. La Lazio è reduce da una prestazione deludente che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Io Fabio solitamente odio criticare gli allenatori, spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa, soprattutto è facile parlare col senno del poi, Vai. però oggi mi sento di dire che le decisioni del tecnico sono state indifendibili. Berami. C'è Marchegiani sempre come nella realtà. Un telecronista bizzarro, Rocchi. Troldrup. Gioca con un pallone lungo. Niente, lunga. Dai, il pazzo. Deve dar fastidio il pazzo. La Fiorentina ha un vantaggio comodo di 2 reti e si sente al sicuro. Bravo Marchetto Van Bommel. In avanti, La butta su può Van Bommel, fare salire Toni, il palo. spondona. Ben fatto. Recupera Santana. Grandissimo Santana. Toni, missile di Toni, Parapeluzzi. Si oppone. Grande parata dell'estremo difensore. Angelo Peruzzi, ale. Il portiere non sarebbe mai arrivato, si sbagliava Fabio. Bale. Prova a giocare in Oh, profondità. Gareth. Ha portato scompiglio, ma la difesa Una è bella riuscita Fiorentina comunque a comunque, neutralizzarlo. Grande, si sbaglia molto la Lazio oggi però, Prova a velocizzare il gioco con Una la Lazio molto verticalizzazione. imprecisa. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Pandev alza la Pandev. sfera e cerca lo spazio. Vai Gambero. Mauri. Bravo Gambero. Attenzione, MVP, Mark, Van Bommel, Santana. Trattamento speciale per alcuni giocatori. Vedo marcature a uomo. La difesa prova a limitare in tutti i modi possibili chi ha già dimostrato Peruzzi. di saper segnare. Quando si è Dainelli. in tale stato di forma, Van è Bommel. normale ricevere un trattamento speciale dalla difesa avversaria. Che non riusciamo a sfondare. La difesa Voglio il 3-0, lo pretendo. Dainelli. Bale. Sentite Firenze, Garettone. Scatta verso Grandissimo Garettone Bale. il pallone. Può cercare il taglio in mezzo. Bale la mette in mezzo per Toni di tacco. Cosa ha fatto Toni? Cosa ha fatto Luca? Cosa ha fatto Luca, signori? Questo è un gol straordinario. Bale. Pazzini si gira benissimo. La dà a Gareth. E no, vabbè. Che ha fatto Toni? Ho bisogno, qua penso sia questo. Eccomelo. Guarda che roba. Questa è l'immagine copertina, vediamo. Sublime. Doppietta mostruosa di Toni, primo gol di testa da rapinatore, secondo di tacco da fenomeno consumato. Andiamo anche a fare un po' di cambi. Toni distrutto, mettiamo Edinson Cavani. Come si organizzeranno in campo adesso? Si riparte dal 3-0. Che fiore, signori, che fiore oggi. Zauri. Occhio. Pandev Goran. riceve in posizione interessante.
E l'assist di Bale, comunque ne parliamo anche di l'assist. Settimane Pazzini, la Lazio oggi proprio non c'è. L'azione si stava facendo Non pervenuta la Lazio. Si riparte con un fallo laterale. Nuove energie dalla panchina. Tony deve riposare perché nel loro scacchiere. è Ormai fondamentale. hanno la vittoria in tasca, fanno bene a concedere Pazzo qualche Pazzini. minuto a un giovane come lui. Cavani deve crescere questo giovane. Attenzione per Santana. Santana. Entrata per Santana. Attenzione Cavani! Non ci credo. Poteva essere il 4-0 di Edinson. Ha perso una buona occasione. Peccato Beppe, peccato. Astori. Partita dominata. Cerchiamo di rimanere col clean sheet. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Ottima giocata. Occhio. Può metterla in mezzo. E trova il compagno. Eccola là. Grande Seb. Grandissimo Seb. Eccezionale. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa bella di questa giocata è stato il controllo del pallone sul primo tocco. Manfredini. Bravo Jorgensen. E trova bene il compagno. Va al tiro. Ancora Frey che dopo un inizio di stagione un po' difficile si sta recuperando. Se la Lazio prova almeno a salvare l'onore. Ottimo passaggio deve tirare. La Fiorentina ci siamo un po' seduti, Bravo Seb. Pazzini. Pazzini la protegge benissimo, la dà a Santana. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Bravo Cavani. Suo giovanissimo. E attento e allontana senza problemi. Il portiere la calcia lontano. Passaggio Siamo intercettato, venuti fin qui, interrotto siamo il venuti fin qui. Per vedere segnare il QMD. Lungo passaggio in avanti. 88esimo, scusate ragazzi, momento di panico. E passa. Pandev. C'è spazio. Occhio. Occhio. Pandev. Calcio d'angolo va a Lazio. Angolo va a Lazio. Riceve la palla. No. Si dava rigore vincevano i Maroni. Cavani. Vuole il gol anche Edinson. C'è un tackle duro. Giovanissimo Cavani prelevato dal Danubio. Ottimo 3-0. La Viola distrugge la Lazio. Le ambizioni Champions per questo primo anno continuano. E bravo Cube. La classifica vede la Fiorentina al quinto posto, ma vicino alla zona Champions l'Inter in una fuga incredibile. Che bello vedere Sheva tra i nominati per il calciatore dell'anno. Grande Sheva. Anche se quella maglia, un po' così. Ok, andiamo con la rossa, che è la maglia che amo di più. Mettiamo sempre casuale. Lo stadio proverò a modificarli la prossima volta. Oh, qua abbiamo tutti in forma. Bene. La difesa forse. Mettiamo Tiago Drago, anche lui giovanissimo. Tiago Drago, il resto c'è. Pazzo in forma. Proviamo a far così. Pazzo qua. E Mohamed Zidane come trequartista. Che però non può proprio farlo. Proviamo così. Vediamo come gioca alla tre quarti. Che Mutu lo vedo un po' fuori forma. Siamo nella seconda frazione. Apriamo. Seconda partita. Dai, che siamo. Sembra un bel sprint. Su 3-0 è fondamentale con la Lazio. Da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Si va allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse ripassare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo impianto sportivo è la cornice calcio di punizione. Ma dai, ma non puoi fischiarmi sto fallo a Bombardini. È un fallo inaccettabile. Molto freddo. Bergamo. Bravo. Ma c'è ancora Tissone.
Mark Van Bommel. Mazzini. Attenzione, il pazzo, il pazzo, il pazzo, il pazzo. Palla al piede. Zidane, vediamo come gioca, se no lo Ha togliamo. avuto Cioè, fortuna con il suo non mettiamo suggerimento più. in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso Il nel buon passaggio. Mohamed Zidane. C'è la palla lunga in avanti. Una squadra giovane, la La viola. Fiorentina può contare sul reparto d'attacco che raramente sbaglia. Nelle ultime 5 partite sono sempre andati in gol. Ma fischiano tutto. Oh, Nick Ventola. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Van Bommel. Ecco perché fanno così tanto movimento allora là davanti. Marchetto Van Bommel per il pazzo pazzino un po' lunga, ma il pazzo ce la fa. Ex della partita Giampaolo. Vediamo solo se ci riusciranno. Attenzione, Gareth. Vai Bale con la tua classe. Luca, spondona di Luca. Gollazzo, proprio lui. Mohamed Zidane. 1-0. Si è avventato sul pallone, l'ha messo Bravo dentro. Tony, spondona, ma Bale sta crescendo, Gareth. Ma che errore! È in forte crescita Garettone. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. L'Atalanta si trova in una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili. Bale Sembra che però sta avere ancora la deliziando fiducia. la platea. Io credo che le critiche che sono state rivolte Tony, bravissimo Luca per Van Bommel, Mark Van Bommel, Mark Van Bommel si invola, Van Bommel si invola, Van Bommel si invola. Nessuno ferma Van Bommel, prova il tiro Van Bommel! Mamma mia. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata. Juan Sebastian. Il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava. Tony. Le prendi tutte adesso di testa, Tony. Veron. Può concludere. Veron! Fuori di molto. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Scatta verso il pallone. 8 gol, incredibile. Pareggio dell'Atalanta. Niente da fare per la difesa. Ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima Osso. preparazione. La Fiorentina al calcio di punizione. Veron. Peccato. Palla veramente fuori di un soffio. Dainelli. Prova a verticalizzare. Jorgensen. Pallone lungo in verticale. Non riesce Bravo a Thiago fare Drago, possesso. Thiago Drago per Veron. Stiamo giocando veramente bene, ma purtroppo l'Atalanta ha pareggiato. Il primo tiro in porta. Pazzesco, Tony. 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 Lunga, 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 lunga. Calma ragazzi, calma. Sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Brutto intervento. Ma dov'è? No, vabbè, ma è matto. Ma dov'è il fallo? Va bene. Allora sto zitto che è meglio. Bravissimo Zidane. Sta giocando bene che alla tre quarti Zidane. Vai Mohamed. Qua Tony doveva andare in profondità però. Dai ragazzi, dai, che siamo più forti. Chiaramente la rimessa. Gareth. Ottima Ancora pressione nostra. sua. Palla recuperata. Bale. Bale. Bale la mette Sta in crossando come un fenomeno Bale, Tony. libera al momento giusto. Tony ha marcato da 20 uomini, un Fialusi. Di Palla Veron. a Veron. Sebastiano. Per Pazzini. Fallo per niente, a me non me lo fischia ovviamente. Occasione per il contropiede. Attenzione, Jorgensen la recupera gol! Martin Jorgensen, erroraccio della difesa bergamasca. Boom boom.
2-1 viola. Non si può commettere una papera del genere in quella zona di campo. Hanno Atalanta. costretto la squadra avversaria all'errore. Erroraccio degli atalantini. Un gol cercato con la tenacia. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Azione No. fallosa, nessun dubbio. Sempre falli per gli avversari, mai per noi. Bale è l'autore del fallo. Vabbè. Ma tutti me li fischia, oh. L'arbitro Me li richiama in fischia modo tutti. deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire Veron. che al prossimo fallo non sarà perdonato. Penso che Oso. l'allenatore dovrebbe... Ecco che partita. Bravi. Van Bommel, benissimo. Per Mohamed. Poi inizia il primo tempo. 2-1 per la Fiorentina. Partita. Primo tempo di grande. Stiamo giocando benissimo, però purtroppo siamo avanti solo di un gol. Tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico. Nonostante i gol Zidane, che Zidane, separano le due Zidane. squadre. Mamma mia, Non Zidane se ne so va, se Zidane, il tempo peccato. dovesse regalarci altri due Guarda qua, o tre l'Atalanta l'avrà in difficoltà però. Primo tempo che si chiude Non con è un l'Atalanta gol. dei record. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione Fuori di gioco. I due allenatori schierano di nuovo in campo le stesse formazioni. Il portiere la calcia lontano. Dainelli di forza. Dainelli. Buono. Da lì può segnare. Allarga il gioco con Bravissimo, Falusi. prova immediatamente in avanti. Che bel giocatore. Zidane. Zidane lancia Toni, lancia Toni, lancia Toni. Sulla traiettoria e sventa Recuperano i un'azione bergamaschi. rischiosa. Allunga il piede No. sul pallone. Un calcio di punizione per l'Atalanta. Il pazzo pazzino. Garettone B. Gioca con un pallone lungo. Ci mette una pezza. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Ma dai, ma perché mi fischia sti falli? Mamma mia che nervi. Mamma mia che nervi quando fa così. Esce Bombardini, entra Migliaccio. Vada, 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 mamma mia. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti, Occhio che Migliaccio di testa è fortissimo, eh. Veron qua se la perde. Migliaccio, che è stato inserito tra i titolari nella partita precedente. Mi fa piacere. Dai Nelly, la butta su Palla lunga subito. a cercare il compagno in avanti. A fare dei cambi. Zidane è molto stanco, intramuto. Esce Jorgensen, entra Montolivo. Togliamo Bale che è molto stanco, mettiamo Pasquale a fare turnover. Penso da poi, ecco, se andiamo in Champions ragazzi dobbiamo fare tanti acquisti perché la squadra è corta. Palla Abbiamo lunga a venduto anche cercare il Santana. reparto offensivo. Prova a giocarla in profondità. Opportunità di Zidane, ripartire. Zidane, bellissimo, che numero di Zidane! Toni! Colpisce il pallone. Eurogol, mamma mia che azione, che azione. Toni punisce, 1-3. E partita saldamente Bravo dolorosa. Lucchetta. la Fiorentina ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Toni con questo gol ha portato la sua quota stagionale a 7 reti. 7 gol per Toni. Fiorentina padrona. Tra le squadre si allarga a 2 reti. Il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto.
La Fiorentina veramente che ha trovato ha trovato la quadra. Tony, per il pazzo. Si è visto poco Pazzini oggi. Vai per Montolivo, Montolivo si invola, Rick si invola, Rick si invola, Rick si invola, penetrato, Rick si invola. Ma no. Due sostituzioni, rapida successione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Va bene. Migliaccio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bravo. Ottima pressione la sua. Veron. Recuperata. Molto stanco, ma la voglio fino alla fine. Juan Sebastiano. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Mutu. Noto marcature No. asfissianti, non si concede niente. La cosa, Fabio, non mi sorprende affatto. È normale cercare di neutralizzare la principale fonte di gioco avversario. Certo. Migliaccio. C'è Migliaccio, Zampagna. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Bravi. Attenzione però ancora l'Atalanta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cross verso il centro. Occhio. Mamma mia, sta un po' soffrendo alla fine, ma va bene, dai, ci sta. Bella, bello 1-2, Riccardo Montolivo Mutu. Rick. Si vede che Rick è appena entrato, Rick è appena entrato. Prova ad andare via con eleganza. Bellissimo, un po' lungo però. Altra bella vittoria. Ottimo. Hanno lottato dal primo all'ultimo minuto e hanno conquistato Vittoria pesante come un film di Fassbinder. la giusta concentrazione. Fiorentina sarà al quarto posto. Inter, Milan e Roma però sono messe molto bene. Adesso Vai raga. non so se noi siamo proprio bene, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Grazie. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, Molto. ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra Jorgensen. partita di calcio, che magari per alcuni Molto. di voi sarà il modo migliore per terminare un lautopranzo. Un lautopranzo. Ritmo dello spettacolo. Comunque, lo ricordiamo, la prima e la seconda vanno in Champions dirette, la terza va ai preliminari. Che cornice di Dobbiamo arrivare almeno terza, serve l'obiettivo. Veron, niente. degno del blasone delle squadre in campo. Mutu, la rimette in mezzo. Male però. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Certo che Inter, Roma e Milan sono forti. Non c'è la Juve quest'anno. Ha bruscato. Dopo ancora il regolamento un po' del Cerca di lanciare cacchio. il compagno. Passaggio intercettato. Il Torino ha la difesa peggiore del campionato. Ecco. Però cercare di segnare tanti gol, grazie. La Fiorentina non ha mai perso nelle ultime 5 partite casalinghe e Grandi. ovviamente non ha alcuna intenzione di cominciare oggi. Toni, Bella gufata, conquista Veron. la palla. Bravo Veron. Tony. Toni. Mutu. Mutu qua è, come siamo a Zidane, sono un po' pestati i piedi. Ottima Bravo. pressione la sua. Palla Però la perde, ardito, maledetto. Muzzi. per tirare. E il portiere è riuscito a salvare. Bel tiro, ma troppo centrale. Lungo passaggio in avanti. Dai. Lancio lungo del portiere. Tony. Mutu. Mutu. No, Mutu no. Mutu. Peccato. Attenzione Zidane, bellissimo per Mutu. Adrian. Mutu. 1-0 Viola. Sta girando la squadra adesso, Credo che La squadra gira. ha guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Adesso il team gira. Mutu, è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. 5 gol di Mutu, 7 di Tony finora, Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Jorgensen, come giochiamo bene. Ma non possono Zidane. permettersi cali di concentrazione. Zidane, che numeri? Mamma mia, peccato.
Cerca di pescare il compagno col filtrante. Riceve un pallone interessante. Riceve in ottima posizione. La mette sulla sinistra. La gioca in profondità. Ecco Toni. Occhio Zidane. Ci prova. Bello. E il portiere Para. non sa Cristiana Abbiati. che parata! Certo, non un intervento Tutto di routine. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Bravo Van Bommel. Riprende subito il possesso della sfera. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La palla viene rigiocata verso l'interno. Ha bruscato con il fallo. Qui fallesi. Van Bommel. Jorgensen. Che botta! Peccato. Grande istinto del Dai. portiere. Il Franchi è felice di vedere una Fiorentina bella, carica. Madonna, quanti errori. C'è la palla lunga in avanti. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quello di 1-0. Veron. Bello. Tono di tacco bellissimo però. Mamma mia. Intervento a liberare. Finisce il primo tempo, 1-0, gol di Adrian Mutu. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno. Adrian Mutu. Che primo tempo hai visto, Luca? Hanno giocato una partita molto furba, lasciando venire avanti l'altra squadra. Sono stati quindi bravi a sfruttare le ripartenze per pungere. E il gol del vantaggio è arrivato da Conclusione. L'abbiamo rischiata. Del gol, che parata! State attenti che non è finita la partita, sono solo 1-0. conclusione. Bravo l'estremo difensore. Occhio. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Rosina. Un'altra azione in copertura. Rosinaldo. Te lo dico, Rosinaldo. Rosina. Mamma mia, che giocatori. Cerca l'uomo là davanti. Opportunità Toni. di ripartire. Bravo Lucchetta. Toni cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo No. giusto il pallone. La difesa non si fa sorprendere e spazza. Il Torino non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Le critiche fanno parte di questo mondo, gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. Occhio. In questo caso, devo dire la verità. Qui deve tirare. Eccola là. Pareggio del Torino, che cagata Sono di però. nuovo in parità. Il Torino ha effettuato Brutto un errore. contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Gol bruttissimo Ha questo. bruscato. Vedo dalle statistiche a mia disposizione ha realizzato il quarto gol stagionale. Bravo. Si ricomincia da una situazione di parità. Jorgensen. Ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Sì, benissimo. Gareth Bale. Bale. No, Bale, Va a no. spingere sulla corsia di sinistra. Niente, Rosina recupera. Ci mette Bravo. il fisico e conquista il pallone. Dai, Jorgensen, cazzo. Il Torino ha la peggior difesa. Che poteva diventare insicura. Zidane. Toni. Mutu la recupera la grande Mutu. Però dopo sbaglia. Ed evita complicazioni. Siamo già al 66esimo. Bisogna continuare a vincere, Fioi. Se no scappano le prime tre. Mutu recupera palla con un ottimo intervento. Allarga il gioco a destra. Che è una squadra Parecchia non proprio da prime attenzione, tre, però. regole così speciali per gli attaccanti oggi. Bella! Scegliere Niente. qualcuno da marcare, direi Vai che Gareth. il mister E Gareth. ha perfezionato Sempre il gioco. splendido Se non Gareth. gestire Niente. palla, hai risolto la metà dei tuoi problemi. Esce Zidane. Entra Pazzini. Entra Santana per Jorgensen. Entra Montolivo.
Tony anche se è stanco dobbiamo tenerlo. C'è il lancio lungo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Van Bommel. Mutu bellissimo. Ti prego Zidane. Zidane Biati fa il miracolo. Abbia, maledetto Grande Abbia. intensità anche in questi minuti. Grande Abbia, Non è cuore detto rossonero che finirà però. così. Scodella in avanti. Rosina. Ci mangiamo troppi gol. Ecco un pallone in avanti. No. Tocco morbido. Dai subito. Kroldrup. Per Mark Van Bommel. Veron. Dai Seb. Veron. Tanti errori. Stiamo buttando via 2 punti Stanno facili. provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Occhio. No, perderla, Qui cercherà il tiro. Fuori. Però mancano 6 minuti. Manca lo specchio della porta. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro Tutti in avanti, la devo rischiare. in contropiede. Tony, spondona, ti prego. Comodo. Pressing a tutto campo, Perfetto, Fioi. passaggio lungo. Fuori, dai, veloci. Santana, fallaccio. Oh, ma dai. Oh. Bravo. Kroldrup. Montolivo, ti prego. Ti prego, Rick. Mettila bene. Non così. Veron! Fuori. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Peccato, 2 punti perso. Il Torino ha trovato un gol a caso. Vai. Pazienza, vai. Grande Santana. Forse abbiamo l'ultimo spiraglio. No. In avanti. Si ricomincia dal portiere. Il portiere la spedisce su. 1-1, peccato. Finisce così, non c'è più tempo. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce. Vediamo la classifica per il terzo posto. Siamo un po' più lontani adesso. L'Inter perde, incredibile. La Roma vince, il Milan vince. 20 punti, siamo a meno 6. Siamo quinti anche a meno 6 della Roma. Campionato lungo ancora, però a Fiori non è facile. Raga, un saluto da Cumendon. Benissimo. Ciao!